Io sono nato con la guerra e nessuno mi può fermare. Corro, 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 come questo treno faccia tosta. C'è la polizia, ci sono i soldati, ci sono le sirene e poi le bombe. Sono solo un bambino, dico, e passo avanti, e corro, corro, corro. E alla polizia, e ai soldati, e alle sirene, e poi alle bombe, faccio ciao ciao con la mano e le mando al di dietro. Come ti chiami? Mi chiamo Kostya. Quanti anni hai? Ho quasi 10 anni. Da dove vieni? Vengo da Mariupol. I razzi spappo la trippa e me li mangio a colazione e poi rutto, a mitraglia. Fisso il palmo della mia mano e avvio una diretta immaginaria con i follower che non esistono ancora. Numero 1 perché non ho un canale per lo streaming e numero 2 perché il mio tato puzzapiedi mi ha fatto promettere di non usare il cellulare altrimenti si scarica subito. Mi esercito per quando un giorno sarò il re dei social e vivrò nella ricchezza con belle donne, birra a fiumi, 2 motivi più che sufficienti per stare a questo mondo, come dice sempre Danilo, l'amico di allegria del mio tato. Il treno mi porta in salvo, mi ci ha messo il mio tato testa dura. Il numero di telefono della Babusia è scritto a penna blu dietro la foto dell'amate. Tienila sempre con te, mi raccomando. Sì, tato. L'indirizzo della signora italiana dove lei ha la residenza è scritto con la penna rossa un po' più sotto. Non lo stropicciare, mi raccomando. Va bene, tato. Quello che avete ascoltato è un brano tratto da Tanta ancora vita. La voce che l'ha letto è quella della sua autrice, Viola Ardone. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. È il 2022. La Russia ha invaso l'Ucraina, allargando la guerra che va avanti da anni. La pandemia è ancora un ricordo recente, fresco. Kostya è un bambino in viaggio da solo dall'Ucraina a Napoli, dove vive e lavora la nonna Irina. Ha, come abbiamo sentito, un indirizzo scritto dietro una foto di sua madre. Sua madre non c'è più. La casa a cui arriva è quella di Vita, una donna schiantata dal dolore e da una depressione che le tiene talmente tanta compagnia da meritarsi un nome, Orietta. Irina lavora con lei, va in quella casa anche quando non c'è niente da pulire, per portare un po' di vita, per controllare che la sua datrice di lavoro ci rimanga in vita. L'arrivo di Kostya cambia tutto, costringe Vita a fare i conti con i ricordi di Ciku, suo figlio, e in qualche modo a provare ad andare avanti. Inizia così l'avventura interiore, ma non solo, di queste 3 persone e dei loro fantasmi. Viola, questo romanzo è una cronaca di guerra, la guerra vera, quella delle bombe, dei droni, e la guerra che ognuno di noi combatte, che gli altri non sanno. Mi viene in mente quella frase che ci invita ad essere gentili, perché ogni persona che incontriamo sta combattendo una battaglia di cui non sappiamo nulla. Quali sono le guerre di Vita, Irina e Kostya? Irina, Vita e Kostya sono le 3 voci narranti di questo romanzo che è coniugato al presente indicativo perché racconta proprio quello che stiamo vivendo. La storia inizia con la fuga di Kostya dalla Ucraina appena invasa nel febbraio del 22, quando sembrava che questa guerra fosse impossibile. Sembrava che dovesse durare nulla perché sarebbero intervenute le organizzazioni sovranazionali, la diplomazia, il diritto internazionale. E invece questa guerra è ancora lì, le notizie sono sempre più allarmanti. Quindi ho voluto raccontare quel momento, cioè il momento in cui ci siamo resi conto che l'Occidente poteva tornare in guerra, che la guerra era ancora lì, e il momento in cui questa guerra ha varcato i confini dell'Europa in qualche modo, perché l'Ucraina idealmente fa parte dell'Europa anche se non è nell'Unione Europea. E quindi questa guerra ha fatto irruzione nelle nostre vite e molte delle nostre vite erano già in guerra, come dicevi tu, e in particolare la donna presso cui Kostya, questo bambino ucraino, arriva, che si chiama Vita, è una donna che soffre di una forma depressiva perché sta facendo i conti con un lutto, quindi nella sua vita in guerra personale contro l'ingiustizia di quello che le è capitato, arriva questo bambino che invece scappa dalle bombe per ricongiungersi a sua nonna. Questo
incontro di solitudini, di dolore, di paure, che però poi porta alla nascita di qualcos'altro, perché queste 3 persone insieme in qualche modo incominciano a diventare una sorta di famiglia. La parte ucraina della storia, quella che riguarda Kostya e Irina, parla di abbandoni. Irina ha lasciato suo figlio quando era bambino e anche Kostya è cresciuto senza la madre. In particolare penso a Roman, appunto il papà di Kostya, che è uno di quelli che si chiamano orfani bianchi, un bambino che una mamma ce l'ha avuta ma lontana. Non si parla mai abbastanza di questi dolori e dei danni che fanno, forse anche perché il lavoro di quelle donne permette a noi di vivere meglio. Sì, è il momento in cui appunto si sono accesi i riflettori purtroppo sull'Ucraina a causa dell'invasione, è stato anche il momento in cui probabilmente abbiamo incominciato a dare un valore diverso alle presenze delle persone che magari condividono con noi la vita, perché la comunità delle ucraine è molto folta in Italia e loro sono le donne che hanno liberato le donne italiane da tante incombenze e che hanno contribuito alla loro emancipazione, realizzazione lavorativa. Quindi un'emancipazione che molto spesso non è passata per una ripartizione dei compiti omogenei all'interno della famiglia, ma sullo scaricare su altre donne dei compiti che in qualche modo per le donne italiane, no, sono diventati appunto collocabili altrove. Abbiamo ricollocato ad altre braccia quelle che invece erano stati attribuiti a noi. In quel momento c'è stato un po' un disvelamento, perché quelle presenze silenziose, affidabili, quotidiane, quelle braccia e quegli occhi che, riempivano le nostre case, all'improvviso sono diventati tridimensionali, no, come se, l'occhio di bue del teatro fosse stato aperto su di loro e ognuno di noi ha conosciuto il nome, il cognome dei parenti, i figli, quanti figli hanno, se sono al fronte, quanti anni hanno, se hanno dei genitori lì, i precisamente dove si trova il loro paese e come si chiama quel paese. Quindi in realtà è stato un momento di grande conoscenza e di abbraccio, in cui lo stereotipo dello straniero o della straniera si è confrontato invece con la tragicità dell'esperienza. Poi, come in tutte le cose, purtroppo anche quell'interesse è cominciato a scemare, per cui le notizie della guerra in Ucraina sono diventate in qualche modo una routine con cui abbiamo ricominciato a fare i conti, collocandola sullo scaffale delle cose del quotidiano che non fanno più notizia. Nonostante sia un romanzo a 3 voci, secondo me la vera protagonista di questa storia, la persona di cui alla fine sappiamo di più, è Vita. La sua negazione della realtà, le sue continue incursioni nel passato sono veramente dei momenti molto struggenti del romanzo. Ma la cosa che personalmente ho trovato più potente è la sua relazione con la depressione. Come l'hai costruita? Ho immaginato che Vita, nel momento in cui avverte che insomma sta precipitando in uno stato depressivo, si rivolge ovviamente a uno psichiatra e decide di dare un nome a questa depressione, la chiama Orietta. E lo fa perché capisce che ci dovrà convivere, per un bel po', forse per sempre. E lei cerca di oggettivizzarla dandole un nome, come a dire: "Io e lei non siamo la stessa cosa. Lei è questa cosa che è arrivata nella mia esistenza, mi riempie le giornate, monopolizza il mio interesse", perché poi la depressione non è uno stato di vuoto, come molti immaginano, è qualcosa di ingombrante, qualcosa che riempie le giornate e che toglie spazio a tutto il resto. E quindi lei le dà questo nome e la vede quasi ci parla con questa depressione. E l'arrivo del bambino Kostya e del vento della guerra che questo bambino si porta con sé, in qualche modo riesce a cambiare un po' l'ordine delle cose nella sua giornata, no, è come se a un certo punto si aprisse la finestra e entrasse il vento della storia che scombussola tutto e mette in moto le vite delle persone. E incredibilmente rimette in moto anche Vita, che pensava di essere ormai un corpo inerte, schiacciata sotto il peso di questa trabordante Orietta depressiva. La fatica che Vita fa a vivere ci fa domandare una cosa: si può davvero tornare a vivere dopo un dolore così grande? Non la stessa vita. Un dolore così grande, in questo caso la perdita di un figlio, è qualcosa che spacca in due, quindi una parte dell'esistenza non c'è più, è come un moncone. Però rimane un'altra parte,
quella parte in qualche modo continua a funzionare. C'è un riflesso condizionato alla vita che, come nel caso di un arto mancante, ti fa continuare a sentire che puoi comunque andare avanti. Il problema è che Vita si sente in colpa per essere sopravvissuta. Cioè, io non posso sopravvivere a questo dolore, perché se no che madre sono, che essere umano sono? Questa è un po' anche la sua problematica, quindi la sua depressione è legata alla mancanza, ma anche al fatto di essere una sopravvissuta. Lei in una delle prime sedute col suo analista diceva: una madre che non ha più un figlio rimane ancora una madre o perde quella funzione materna? E quando il bambino Costia le arriva in casa, questa cosa la mette in conflitto con se stessa, perché lei sente quella funzione materna che si risveglia, l'accudimento, la cura, il nutrimento, il cibo, il conforto, e sono cose che lei pensava di aver deposto per sempre insieme alla sua maternità. E quindi all'inizio fa molta fatica ad accettare la presenza di questo bambino, lo rifiuta apertamente. E sarà proprio questo bambino a dirle, idealmente: tu adesso devi fare l'adulto, perché il bambino qui sono io. Di Vita mi ha colpito un'altra cosa, che per certi versi mi è sembrata quasi un po' incongruente col suo personaggio. Pur nella sua anestesia, lei non rifiuta, anzi ricerca il sesso. Perché? Beh, il desiderio sessuale, la scoperta del corpo, per Vita era un elemento costitutivo. Cioè lei si identificava molto con questa cosa, con la sua passione per gli uomini. E nel momento in cui invece la sua vita cambia drammaticamente, questa cosa non la trova più. Cioè si sveglia una mattina e non trova più il desiderio, che invece era una sua cosa costitutiva. E quindi va alla ricerca di questa cosa, del piacere, del desiderio, prova a riattivare almeno questa fiammella e capisce che lì si è incrinato qualcosa, cioè il fatto di desiderare come donna si è opacizzato e non sa se quella cosa potrà mai ritornare e ci soffre perché le piaceva, perché non si sentiva in colpa in questo, perché per lei era un piacere bello, quindi lo rivendica e non se lo trova più. Costia è un bambino che ha le sue sofferenze e le sue paure, ma è anche la persona che una notte su una spiaggia pronuncia la frase che diventerà poi il titolo del libro: tanta ancora vita. Tu insegni a ragazzi più grandi di Costia, ma volevo chiederti se secondo te è lì, sempre nei ragazzi, che bisogna cercare per trovare un po' di speranza. I ragazzi sono molto più connessi con l'ordine reale delle cose, cioè hanno una lista di priorità che è molto più vicina a quella reale, non hanno ancora la stratificazione che porta un po' a confondere, quindi sono basici. In questo loro essere basici hanno una bussola che li spinge a cercare le cose giuste, le cose buone, le cose sagge. Man mano che crescono, no, aumenta questo iato tra la loro adesione ai bisogni primari, reali, materiali, e invece i falsi bisogni, le false speranze, le false promesse. Quindi no, questo loro essere così aderenti alla realtà, questo è già di per sé una speranza. Quindi non è che siano migliori, sono più realistici, cioè la loro piramide dei bisogni è più definita, più concreta. Hai fatto un grande lavoro sulla lingua in questo romanzo. Ognuno ha una sua lingua qui dentro, addirittura cambia la lingua di Irina, cambia se parla in italiano, se parla la sua lingua, ci sono delle incursioni dantesche e c'è la lingua di Costia che è la lingua dei bambini. Come hai lavorato e ti è sembrato necessario fare questo lavoro? Mi piaceva che questa storia fosse raccontata da 3 voci, perché di fronte a cose molto complesse la moltiplicazione del punto di vista è fondamentale, non solo in letteratura. Quindi ho lavorato su un registro linguistico di Costia, che è un bambino, che ha un linguaggio immaginifico, che crea delle parole, che monta e smonta parole. Ha un linguaggio in qualche modo epico, ma molto moderno, molto contemporaneo, contaminato con quello dei gamers. Il linguaggio di Vita ha una voce, diciamo, un po' più simile alla mia, una voce molto naturale, è una donna della mia età, l'ho immaginata a Napoli, in un quartiere borghese come quello in cui vivo io, quindi l'ho sentita molto simile. È un'insegnante anche lei, dopo la perdita del figlio però ha deciso di passare alle scuole serali perché appunto non riusciva più a contaminarsi con i ragazzi di quell'età. E poi c'è Irina, che è il personaggio duplice, perché lei è la straniera, quindi parla con Vita il linguaggio
un po' sgrammaticato, incompleto, oscillante dello straniero, e però poi quando parla in prima persona, quando racconta, quindi pensa nella sua lingua e racconta nella sua lingua, si riappropria di tutto il lessico, tutto il vocabolario, tutta la profondità. È una donna colta, è una donna che ha studiato filosofia nel suo paese, ma insomma di porre anche lei, come dicevi, la sua funzione materna e allontanarsi per andare a cercare appunto lavoro e bene materiale per la sua famiglia. Quindi volevo che il linguaggio di Irina rendesse giustizia alla tridimensionalità di questo personaggio che è appunto coprotagonista con Vita e con Kostya. Vita e Irina sono 2 donne parallele, in qualche modo fanno la stessa strada, anche se con percorsi molto diversi. E quindi volevo tirare fuori lo straniero, la straniera dal suo stereotipo bidimensionale, perché noi viviamo anche del pregiudizio che ha una incompletezza linguistica che è tipica del migrante che non ha studiato la lingua in maniera convenzionale, corrisponda una incompletezza emotiva, psicologica, affettiva, intellettuale. E quindi volevo che Irina raccontasse con le sue parole per ritornare un personaggio tondo, con le sue contraddizioni, con le sue anche manchevolezze. Sul migrante c'è anche lo stereotipo del tutto cattivo o tutto buono, o santo o criminale. E questa è anche una falsa narrazione, anche questo è un appiattimento ovviamente dello stereotipo. Ci sono una serie di uomini deliziosi nel libro, qualcuno no. Ma mi sento di dire che questa è un po' un'eccezione. Nei libri scritti dalle donne negli anni più recenti ho notato che ci sono dei maschi abbastanza terribili. C'era un'intenzione in questo. La mia intenzione era proprio questa, cioè di descrivere dei personaggi maschili che non fossero dei supereroi, che non fossero dei campioni di negatività o di positività. Alcuni mi hanno detto: beh, ma sono dei maschi fragili. Certo, perché no? Anzi, sono dei personaggi maschili che non hanno la presunzione di poter salvare donzelle in pericolo, che si rendono utili se possibile, che scappano se non riescono a restare, che non vogliono fare da scudo umano a una donna in difficoltà, che però ci sono se vengono sollecitati. E questo mi sembra un modo giusto di descrivere dei personaggi maschili, anche qui lontani dallo stereotipo del cattivone che ti intralcia la tua emancipazione femminile, oppure del super buono che però iperprotettivo e che ti toglie le castagne dal fuoco e ti risolve i guai, perché non esiste questa cosa poi nella realtà. Tra i personaggi a me è piaciuto Massimo Mezzanotte, che è il marito di Vita, ormai ex marito, nel senso che loro hanno condiviso questo grande dolore insieme e poi, come spesso succede, la loro coppia, la loro relazione non ha retto. Lei prende una strada, che è la strada con Orietta, e lui prende un'altra strada apparentemente più vitale, che però forse così vitale non è. Che percorsi diversi fanno Massimo e Vita? Si sono amati tanto questi due, hanno costruito cose insieme, si sono traditi, si sono repacificati, si sono detti delle bugie, perché sono due che preferiscono a volte dirsi delle bugie docili piuttosto che delle verità terribili. E però sono due che di fronte a questa cosa che è capitato nella loro vita, la perdita di un figlio, non sono riusciti ad andare avanti. Però restano legati profondamente non solo dalla perdita, restano legati da tutto quello che hanno avuto alle spalle. Hanno avuto un matrimonio lungo e felice, fatto di tante cose, e nelle storie lunghe è così, ci sono tanti piccoli particolari, tanti lacci che restano annodati. E quindi per tutta la storia, per esempio, Vita continua ad ascoltare la voce dell'ex marito per radio perché è giornalista radiofonico e quindi lei è abituata ad ascoltarlo e dalla sua voce arrivano appunto le notizie del conflitto in Ucraina che, insomma, dal momento dell'invasione poi procede per varie tappe e anche lui rimane sempre legato a lei, quindi anche se apparentemente lui è quello che se ne va, quello che ritorna alla vita normale e però poi scopre che quella normalità non esiste nei termini che aveva immaginato, perché anche lui ha perso quell'atto e quindi è un uomo dimidiato, un uomo con un pezzo mancante. Citavi le bugie e le verità, che sono un altro tema del romanzo. Ci sono tante bugie in questa storia e a un certo punto il bambino Kostya dice: guardate, gli adulti sono molto bugiardi, chiamano segreti quelle che sono bugie
anche suo papà Roman, prima di metterlo sul treno per arrivare in Italia, gli dice un segreto, e quando si dice un segreto a un bambino gli si mette un carico sulle spalle. Quindi a un certo punto lui dice: basta, non mi dite più bugie, me ne sono state dette tante da tutti. E lì anche Vita, che con la bugia ci ha un po' lavorato durante tutta la sua esistenza, capisce che con i bambini bisogna essere onesti. I bambini cercano onestà. I bambini possono dire piccole o grandi bugie, però sono del tutto onesti di fronte alla vita. E quindi c'è un po' questa differenza tra essere bugiardi e essere onesti. E essere onesti va al di là delle bugie. Alla fine il romanzo è una grande domanda su che cosa voglia dire essere madri. Tra le tante cose, anche questa a me sembra abbastanza forte come tema. Qui ci sono madri senza più figli, l'abbiamo detto, madri che i figli li hanno lasciati, madri che sono solo una fotografia, chissà se poi veritiera. Chi è una madre? Una madre è quella che un bambino si sceglie. Secondo me sono i figli che ci rendono madri, padri, che ci rendono genitori, cioè che ci mettono al nostro posto nella vita, che ci collocano. Può essere un figlio biologico, può essere un bambino che ci è stato affidato, può essere uno studente che ci riconosce. L'immagine della capanna del presepio, al centro c'è il bambino e attorno a lui ognuno assume la sua funzione. Giuseppe diventa il padre, Maria è la madre, tutti i pastori intorno, e il bambino è il campo magnetico della famiglia, è lui che mette le persone nei loro ruoli. Quindi la funzione materna nasce nella persona in cui quella funzione viene sollecitata. Può aver generato, non aver generato, non è quello che importa. Durante le ultime fasi del conflitto in Palestina, all'improvviso tanta gente è scesa in strada. È stato un fiume umano di persone che in un momento hanno capito che non importava di chi fossero quei figli, perché siano fatti tutti i genitori di quei bambini morti nel genocidio. Quella funzione paterna e materna a un certo punto ha portato quelle persone ad andare in strada, giovani, meno giovani, sono scesi perché hanno capito evidentemente che ogni bambino morto sulla terra poteva essere un loro figlio. È un'ingiustizia che andava fermata in qualche modo. E quindi forse è quello che capisce anche Vita a un certo punto, ed è la cosa che la spinge a uscire di casa. Abbiamo dato voce a Tanta ancora vita di Viola Ardone, in Audi Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Cosma Castellucci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.